Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I haven't seen. I guess you say. Siamo in diretta. Ciao a tutti, benvenuti a un altro incontro, come le chiamiamo? Trasmissioni, incontro, due chiacchiere in libertà, ingresso libero. Abbiamo Antonello Mallamo, formatore con noi. Ciao, buonasera. Oggi, prima presento tutti. Valentina Mattarozzi, che dopo ci farà sentire di che cosa è capace. Antonio Pizzurro, regista. Buonasera, buonasera. E Meigi, che di cosa è capace si vede benissimo da subito. Ecco, allora, si parla tanto di formatori, di formazione. Chi ha bisogno della formazione? Che bella domanda. Chi ha bisogno della formazione? Credo tutti. Si parla da sempre di formazione, già da un bel po' di anni si parla di formazione dell'adulto costante, di formazione continua, permanente, e credo che ne abbiamo bisogno tutti. E il formatore dove si forma? Perché anche te poi dovrai continuare in scuole o in centri o in agenzie formative che si occupano di formare e aggiornare i formatori. Regolarmente noi... Ci si forma su cosa? In questo caso, nel mio caso, quindi parlo per quello che conosco io, noi come formatori legati alla comunicazione e alle relazioni facciamo aggiornamento su quelle che sono tecniche e modalità per aumentare l'efficacia dei nostri insegnamenti, ma anche per insegnare o passare. Insegnamenti a chi? Allora, io personalmente lavoro principalmente con gli altri professionisti, cioè insegno e aiuto a migliorare la comunicazione di chi fa l'assistente sociale, il medico, l'insegnante, l'educatore. Se uno fa l'edicolante, scusa. Possiamo imparare da lui, perché secondo me ci sono alcuni mestieri, e tra questi c'è sicuramente l'edicolante o l'edicolaio, che sicuramente ci possono insegnare veramente tanto. Comunque sì, anche chi fa mestieri, professioni artigianali che hanno a che fare con l'artigianato, sicuramente può imparare tanto nel gestire le relazioni con i propri dipendenti, collaboratori, come migliorare... quindi se uno si affacciasse alla formazione, ha detto formare significa sicuramente meglio... migliorare le proprie capacità e utilizzare meglio le proprie risorse, sia in ambito comunicativo che relazionale, porsi meglio, avere sicuramente più chiaro quello che sta succedendo magari attorno. Molto spesso noi siamo immersi in un caos e non riusciamo a capire fondamentalmente che tipo di comunicazione ci gira attorno. Quindi l'hai fatto prima di tutto per te stesso, per arricchirti, e dopo hai pensato di farne un lavoro. Assolutamente, io dico sempre che ho fatto del mio, dei miei problemi il mio lavoro, nel senso che io sono andato a formarmi perché mi ero reso conto che c'erano una serie di cose che non mi andavano più bene. E poi hai continuato a fare dei lavori di gruppo. Sì. Posso chiedere una cosa? Ma dopo, perché adesso con Antonio Pizzurro ci mettiamo, parliamo di teatro invece adesso. Sappiamo che questa trasmissione comunque è legata a eventi teatrali, cerca di promuovere artisti, e per cui avevamo un collegamento con un'iniziativa che ha fatto recentemente la Bottega, in cui abbiamo organizzato, insomma, in collaborazione con la Bottega, un concerto di Matthew Lee. Quindi se la regia... Grande Matthew Lee, grande. Bravissimo, sì. Quindi lui ha un modo di comunicare molto diretto, molto speciale, sì. Qual è l'età migliore di un musicista, di un pianista? Qui 35, la mia, così, adesso. Sai perché? No, adesso a parte gli scherzi, perché... io non sono più uno di 18 anni, no? Quindi sono arrivato a un punto forse di più consapevolezza, e quindi le cose che succedono le prendi con un po' più di... sai, quando ero giovanissimo ogni cosa era, oddio mia, sta per succede questo, oppure non è successo, adesso sono più tranquillo.
Mi ha messo le mani sulla spalla Mettiolì, io guarda questa cosa qui, oltre che dirla, io me le rimetti, dai. Una pacca sulla spalla. La gente cosa porta via dai tuoi concerti secondo te? Ma il mio obiettivo è fargli passare un'ora e mezza di allegria, sai, magari ti sei dimenticato delle... Intanto ti... Non riesco mai a abbinarmi all'intervista. Ho le scarpe da ginnastica, quindi... No, portare via dall'allegria è un'ora e mezza di spensieratezza, sai, un po' con la musica, con le cose che ti propongo io, quindi insomma, questo è. E ci sono molti tuoi video che mi dicevano che sono diventati virali, che li hanno già visti milioni e milioni di volte. Sì, guarda, abbiamo fatto, in realtà, sai, i video normali, le cose più o meno normali non sono molto calcolate dal web, il web ha bisogno di qualcosa un po' di eccentrico, allora io, non volendo, in realtà... Se il tuo pubblico è già venuto a prendere i biglietti. Sono usciti. Non volendo ho fatto delle cose che hanno fatto milioni di visualizzazioni, in realtà non ho ancora capito perché, però praticamente mi trovavo la prima l'ho fatta a Fiumicino. A Fiumicino noi stavamo tornando da una data in Sardegna l'estate scorsa. L'ho vista anch'io. Hai visto? E praticamente c'era un pianoforte al rullo dove prendi i bagagli, noi stavamo lì a aspettare e dico guarda che bello sto pianoforte marrone, ma mi aveva colpito perché era marrone, probabilmente se era nero non l'avrei fatto. Allora il pianoforte marrone dico dai facciamo una cosa ragazzi, allora il mio batterista ha preso le bacchette e ha cominciato a suonare sulla custodia, sulla valigia. Io il pianoforte, gli altri ragazzi hanno preso delle maracas, della roba che avevamo e ci siamo messi a fare un mini show da 2 minuti che è diventato virale. Poi è risuccessa la stessa cosa perché ho trovato un altro pianoforte a Charleroi, all'aeroporto in Belgio. Voi lasciate in giro dei pianoforti, ci pensa lui. Io arrivo, prima o poi arrivo e quindi niente, mi ritrovo ambasciatore dell'aeroporto di Charleroi. Eccoci qua. Bravo. Va bene. Beh, tra i prossimi eventi ricordiamo domenica pomeriggio a Longiano, dove ci sarà una nuova produzione, una nuova uscita, un nuovo spettacolo con Marco Dondarini, Davide Dal Fiume e Andrea Vasumi. Dovrebbe essere una bella cosa, vedremo se... Lasciamo il teatro, vogliamo esaudire la tua richiesta, qual era? No, siccome si parlava di formazione, volevo chiedere se la formazione è anche europea, diciamo che c'è uno scambio fra i paesi anche fuori d'Italia. Allora, nell'ambito della formazione che facciamo noi, nell'ambito della comunicazione, ci sono vari scambi che vengono effettuati perché è un po' un sistema un po' diverso, nel senso che esistono
Esistono delle formazioni più accademiche che sono collegate proprio al ciclo scolastico, come può essere anche quello universitario, ed esistono formazioni specifiche per questi settori che sono legate alla formazione e alla comunicazione che si basano su un sistema diverso che non ha a che vedere con le scuole, diciamo, tradizionali. E tu, al proposito, stavi dicendo, cioè loro si impegnano a parlare seriamente e te ti metti a raccontare le storielline, cioè stava dicendo le storielline su... No, stavo pensando, no, che adesso siamo diciamo, la comunicazione è un elemento dominante del nostro momento storico. Allora una volta i genitori ti dicevano al ragazzo: te devi studiare giurisprudenza perché così ti difendi dai contratti trappola, te la cavi. Ecco, allora ti interrompo qui, poi dopo vai avanti. Sì. C'era anche un'altra, mettiamo una barzelletta dentro una barzelletta, non so se è una cosa che si può fare. Però una volta c'era un avvocato che parlava col suo aiutante, c'erano due contadini che si litigavano una mucca, uno diceva che era sua e uno diceva che era sua. E l'avvocato parla con lei e dice: ma come, hai dato ragione a tutti e due? Sì, perché la mucca è nostra. Certe volte, vedendo come va la giustizia, hai quell'impressione lì. Sì. No, stavo dicendo, no, come cambiano un po' la moda, la cultura. Poi dopo è venuto fuori: studia medicina, così non ti ammali, sai curare, non ti fregano negli ospedali, non ti fanno... Poi adesso invece studia comunicazione, che ti difendi da internet, perché voglio dire, sai come gestirla, che te la cavi, dai venditori falsi, dai truffatori. Cioè è cambiato, no, il mondo. Adesso la comunicazione è diventata un elemento base e sono d'accordo con te che andrebbe insegnata già dalle elementari. I più forti sono comunque nel nord Europa, diciamo che tra i più forti anche nella scuola, per esempio, ci sono i danesi, per esempio in Danimarca hanno dei programmi per insegnare l'empatia nelle scuole, poiché l'empatia è la formula più forte per difendersi dall'aggressività e dal bullismo, per esempio. E quindi se noi non ce la spiegano la lavoriamo a livello istintivo, rudimentale. L'uomo è di natura empatico, poi facciamo di tutto per rovinarci, ma tendenzialmente noi nasciamo come persone, esseri viventi empatici. Sì, solo che sono empatiche anche le scimmie. Noi dovevamo proseguire il discorso sulla gentilezza, cioè lui ci porta... allora tocca a me perché il mio ruolo è quello di riportare... No, se no facciamo la formazione... Praticamente la puntata, il titolo della puntata è Gentilezza 2.0, è il seguito della puntata scorsa, in cui abbiamo parlato della gentilezza. Poi ci siamo accorti che la puntata era troppo breve per sviscerare il tema nel modo dovuto e qualcuno di noi aveva studiato troppo poco per sviscerare. Quindi ci siamo riproposti di andare avanti con la gentilezza. Per esempio tu mi dicevi tu, Valentina, che ci sono dei popoli che sono gentili di natura anche. Sì, girando un po' il mondo mi sono accorta, avendo alcune, insomma, parlando con loro, ma anche cose piccole, cioè entri in un bar, no? Ma sei sicura che non avessero un secondo fine, no, così appetitoso? Ma va là, poi struccata non lo sono affatto, quindi proprio... E sono rimasta veramente colpita da alcune, io per dire, uno dei posti che mi ha veramente colpito di più è stata la Romania. Io non avrei mai pensato di riuscire, di trovare là persone di ogni ceto, dal più basso, cioè dai più poveri ai più ricchi, stragentili tutti, dai più giovani ai più vecchi. Sì, comunque c'è una gentilezza dentro, no? Pensiamo al popolo giapponese, per esempio. I giapponesi hanno proprio degli obblighi di ospitalità, di gentilezza che se li tradiscono diventa gravissimo. Quindi, anche se poi non capisci mai quello che pensano realmente i giapponesi. Beh, certo. Un mio amico carissimo che si occupa di operazioni finanziarie legali. Meno male che hai qualche amico almeno in Giappone. Sì, sto scherzando, dai. Avevo anche uno in Arabia Saudita, ma non se l'è passata proprio benissimo. Però è vero, appunto non si capisce mai che cosa pensano realmente. Cioè i giapponesi tendenzialmente sono sempre molto cordiali e gentili e di conseguenza non sono mai oppositivi. E questo però comporta che uno non sa mai che cosa pensino realmente, cioè solo nei fatti poi dopo, per cui in alcuni casi la gentilezza... Però chi è che si domanda quando incontri una persona che ti dice ciao come stai, se lo pensa realmente?
Cioè se sei realmente preoccupato di come stai. No, nella maggior parte dei casi è un rito a cui ti devi rispondere bene perché grazie. se inizi a raccontare quello che c'è che non va, questo inizia a guardare l'orologio. Cioè, è un cliché. Certo. Vuol dire, non c'è. Anche perché c'è il secondo classico, no? Che è quello che quando chiedi come stai e tu non dici bene, dici magari, ma sai, ultimamente ho avuto parte quell'altro e oddio, sapessi cosa è successo a me, per cui non fai tempo. C'è la gara delle... Vedi il comunicatore che sa rilevare queste cose. Abbiamo anche scritto degli sketch su questo tema, sulla gara chi sta peggio. Chi sta peggio, la gara delle... questo è un classico. L'attaccabottone. Ma vi voglio chiedere una cosa. Io oggi, guarda che fai bene avere queste curiosità, sì, la curiosità è sinonimo di intelligenza. Grazie, però quello che voglio dire è questo, che secondo me, io ho un'età molto più grande di tutti, ma sto notando che l'Italia vada anche verso la gentilezza, migliora come gentilezza rispetto al passato. C'è anche chi è gentile perché così basta che fai quello che vuoi, con la gentilezza ti manipola. C'è la gentilezza positiva, ma è aumentata anche quella manipolatrice. Quella seduttiva. Probabilmente è vero. Io credo che... Torniamo al teatro, finiamo il discorso. C'è uno spettacolo tratto dallo spettacolo che hanno fatto dal fiume Dondarini al Duse, un pezzo del loro spettacolo. Poi arrivano gli ospiti, ci pensi te Antonio? Arrivano finalmente gli ospiti. Faccio gli onori di casa io. Visto che inizia il giro. Arthur vede, Arthur sente, Arthur parla. Questa sera sono qua per fare un esperimento incredibile. Ora io creerò un filo mentale con questa persona sarà la prescelta e salirà su questo palco. Questa persona è un uomo di sesso maschile. Alzino la mano tutti gli uomini di sesso maschile in sala. A occhio e croce vi facevo di più, Questa persona maschile tra i 40 e gli 80 ha un oggetto in mano. Allora, ora dirò il nome dell'oggetto, colui che avrà l'oggetto verrà su questo palcoscenico. L'oggetto in questione è un pampapato. Io sento un pampapato. Chi è colui che ha il pampapato? Si palesi, grazie. Viene giù lei o vengo su io? Ma che vengo giù? Viene su lei. Venga. Le mani le tengo così io, non lei. Grazie. Ce l'avete tutti con le mani. Così non si affatica la vista. Anche me oggi mi si era addormentata una gamba stamattina. L'ho svegliata, dico che dopo stasera non dormi. Inspiri con l'orecchio destro, ho detto. Bene. E vorrei che mi andasse il cerume nei polmoni. Ora è il momento di liberare la mente. Quello sono d'accordo, perché noi abbiamo sempre la mente molto pesante. Certe volte dobbiamo andare lasciarla andare per andare nell'animo interiore, l'istinto, l'intuizione arriva prima del pensiero, del razionale. Certo che se uno ha un bel pensiero di sé è meglio avere un bel pensiero che un brutto pensiero, però è meglio stare nel cuore, nell'esistere. Siamo sicuri che era l'unico col pampapato? Bene signori, siamo tornati in onda e niente, abbiamo il piacere e la sorpresa di avere con noi un grande campione. Abbiamo Manganoni e il suo meccanico pronto per il Giro d'Italia che viene a trovarci qui direttamente. Ecco il meccanico che lo mette a punto, non lo lascia un attimo.
bravo meccanico, aggiustalo, deve vincere questo atleta. Ecco, Manganoni, siediti qua, dai, che con quei tacchetti lì non puoi mica... No, il meccanico accanto, perché se perde un attimo qualcosa te lo sistemi. Ecco, sì, però io non posso stare con quest'ansia, questa oppressione fino all'inizio del giro. Lo so, te non è venuto portare la bicicletta, lui sai che è uno iperattivo, no? Ecco. Dovevi portare la bici. Ecco. Comunque ecco. Io adesso sono ancora a riserva, probabilmente non sarò nella squadra titolare, però ho partecipato a Giro d'Italia e il Giro d'Italia ha una funzione sociale per unire il nostro paese molto disgregato, molto disunito, e noi siamo il collante, il filo con l'ago che lo ricuce. Sì. È un fatto storico, fra l'altro il Giro d'Italia è una specie di filo di cucitura fatto di emozioni. Sì, non l'ho appena c'è detto. Un po' di lentezza qua, qui allora, ci voleva il 7. Cioè, così stai calmo, ecco, prendi fuori il diario. Ecco. Perché... Mangano, io voglio sapere una cosa, quando si trova nel gruppo, lei preferisce stare nel gruppo oppure fare il solista? Dipende dalle giornate, quando c'è molto vento si pedala meglio al riparo all'interno del gruppo, perché tutti quelli che seguono il ciclismo sanno che ti taglia l'aria, cioè il compagno davanti o anche l'avversario. Quindi ti toglie l'aria? Te la toglie? Te la taglia. Te la taglia. Si risparmia fino al 30% di energia. Però. Cioè, il problema delle volte con delle alimentazioni sbagliate che possono avere certi colleghi te la cambia. Può succedere anche può quello. succedere che diventi un'altra cosa. Comunque io in questi anni volevo arrivare al punto. Ho scritto un po' un diario di corsa che invito il mio meccanico a leggere, dove raccoglievo appunto appunti di gara in ogni singola tappa del giro. Interessantissimo. Leggi qualcosa. Legge qualcosa. Allora sentiamo un attimo, questa è vita vissuta, vero? Esatto. Vita vissuta. Ok. 10ª tappa. La criminalità è organizzata. Oggi attraversiamo una zona italiana in qualche chilometro malfamata, non specifico quale, per non ghettizzarla ulteriormente. Anche le forze dell'ordine hanno paura quando ci passano. In certe zone il nostro Stato non è dello Stato. Qualcuno dice che gli stessi organizzatori, per far passare il Giro d'Italia da qui, hanno dovuto pagare. Io in questo tratto di strada vado in fuga per solidarietà verso le persone che ci abitano. Mi piacerebbe vincere anche contro la violenza e la criminalità. Per 30 chilometri sto in avanscoperta. Dopo una curva mi trovo improvvisamente davanti una moto che mi affianca. Gli urlo: sei matto? E così vicino mi fai cadere. Ma non è la moto dell'organizzazione. Guardo bene e vedo che sia il pilota che la persona dietro lui, sotto il casco, hanno il passamontagna. Quello che non guida mi punta la pistola. Mi dicono che devo pagare la tangente fuga. Mi intimano di dargli i soldi. Io non corro con il portafoglio, ragazzi. Minacciano, imprecano, mi sparano un colpo di pistola ai raggi dalla bici e un altro sulla borraccia forandomela. Insisto, io ho solo questa bicicletta, se volete vi faccio un assegno quando arrivo al traguardo. Purtroppo gli do una mezza idea che per loro diventa un'idea completa. Mi sottraggono la bicicletta, mi fanno togliere maglia e pantaloncini e mi abbandonano lungo il fosso. Arriva il direttore sportivo, mi trova in mutande e calzini e mi urla come al solito cose indicibili e che non si può neanche dire quelle che sono io, anche se lo dice benissimo. Aggiunge che sono un cretino a essermi fermato, che oggi il gruppo batteva la fiacca, nessuno sarebbe venuto a prendermi, che a costo della vita non avrei dovuto farmi bloccare e per nessun motivo, che dovevo farli passare sul mio corpo piuttosto che dargli la bici. Sì, il prossimo anno che il giro passa da qui vado in fuga solo con la guardia del corpo, però se lo pagate voi. Va bene, dai. Bello. Mi interesserebbe sapere poi com'è finito, cioè se è arrivato poi... Dunque, ho dovuto discutere con il giudice di gara perché avendomi rubato maglietta e pantaloni non avevo più il numero di gara, per cui ero squalificabile. Ho dovuto discutere un'ora per spiegargli che ero io, che ero Manganoni, perché ero squalificato. Cioè tu hai spiegato la differenza fra fuga e latitanza? Sì, esatto. Ok, che loro non l'avevano un po'...
ma quindi è interessantissimo, interessantissimo. Quindi praticamente cioè, sono un perdente di successo comunque nel ciclismo. Beh, certo, certo. In ogni caso io vorrei sapere... vorrebbe sapere niente, dicono niente, che finito, si prendono la linea. Vabbè, io che volevo... C'è la pubblicità. Sì, però io... quindi dobbiamo rinviare. Spero che ci verrai a trovare dopo la gara, dopo il giro. Va bene? Va bene. Grazie. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you say. Papa, why do you play all the same bad songs? Why do you sing with a melody? Push down the street, something going on. There's a new beat, a brand new song. In my life there was much anger. Still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your dance, never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, and each should disobey. N'oubliez jamais, it is your destiny. And it's a disagree, the world has gone away. N'oubliez jamais. Mama, why do you dance to the same song? Why do you play only harmony? Push down the street, something going on. There's a new beat, a brand new song. She said, in my heart there's a younger passion for a lifelong delight. Sighing soon, someone's mouth will haunt you. So sing your song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. Need to disobey. N'oubliez jamais. It is your destiny. I need to disagree. The world has got away. N'oubliez jamais. One thing is searching for love or faith. It's all the same. One of these days to say that love will be the key. I'm not sure. Never is your man. I heard my father say, every generation has its way. Need to disobey. N'oubliez jamais. It is your destiny. I need to disagree. The world has got away. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais.
chemin. Grazie, grazie. Brava, brava. Peccato che quella canzone lì esistesse già, se no la scrivevi te, prendevi anche i diritti d'autore. Magari. Tutti dicevano. Poi magari la facevo cantare a Joe Cocker, però. Sarebbe sempre meglio, vedi, se imparare le lingue. In sintesi, però, puoi dirci di... Beh, parla di ciò che si ricorda dei suoi genitori, delle canzoni soprattutto, parla dell'infanzia con i suoi genitori. Perché se ce la cantavi alla moviola capivamo di più, ma non masticando testo, l'inglese perfettamente, capiamo una parola, poi tre no, poi due sì. È abbastanza semplice come testo in realtà in inglese. Lui si chiede come mai i suoi genitori tuttora ascoltano le stesse canzoni e non si stancano mai di ascoltare quelle canzoni, probabilmente sono legati a quel momento, a quel periodo. No, un po' come tutti i genitori, no? C'è chi ascolta ancora Peppino di Capri, ben venga, e altri invece magari sono un po' più moderni e vanno in discoteche e ascoltano dell'underground magari, capito? A proposito del fatto dell'inglese, no, che lei ha detto è semplicissimo, ovviamente per chi non sa l'inglese è arabo, anche goodbye è già complicato, no? Però noi apparteniamo alla generazione del francese, almeno io, no? Quelli che studiavamo francese, certo. Ed effettivamente il francese è una lingua gentile, ha una sonorità gentile, no? Non so, la parola perlage, anziché bolle, no, voglio dire, già cambia tutto. Ma anche le donne francesi, quando parlano, hanno un carattere dolce. Ci sono delle lingue particolarmente votate, secondo me, alla gentilezza, altre invece sono un po' più dure, quindi questo non toglie che si può essere gentili anche in inglese, in tedesco e anche in Finlandia. Anche lo spagnolo è una lingua molto gentile. Molto... No, tra l'altro dai, un pensiero di gentilezza stasera rivolgiamolo anche alla Bruna che, non va che adesso è diventata Cenerentola, sta dietro le telecamere a pulire i pavimenti. Bisogna ricordare che quando iniziò questa trasmissione ci sono state almeno una puntata, forse due, che c'eravamo io e lei, con lei che parlava quindi è iniziata così in realtà questa trasmissione. Lei che parlava facciamogli un applauso. Che parlava di incidenti stradali, parlava del suo rapporto con la guida in autostrada. Ne è passato di tempo e da allora ha preso più sgridate. Questo è un grande atto di gentilezza. Che gentilezze. Certo, questo è un grande atto di gentilezza. Sì. No, ma è perché erano le origini della trasmissione, non c'era ancora Valentina Polaiata nel Trespolo. Un po' faccio il po'. A proposito di gentilezza, scusate, io vi riporto al tema continuamente. Sì, perché era partito con la Marconi. Tra l'altro lui era così credibile da meccanico, cosa ti sei cambiato? Sì, ma adesso ti devi svitare tutti i bulloni che ti ha messo. Allora dai, torniamo alla gentilezza. Ti ha messo fuori il registro, adesso. Quindi, torniamo alla gentilezza da una comunicazione, mi hanno detto che mi sono sbagliato a dire Longiano domenica, in realtà Longiano è sabato. Il 6 maggio. Ok, da non perdere. Poi invece io sarò a Vicenza lunedì a un'iniziativa per la pace. Ecco, quando il teatro è utile alla pace, penso che sia importante. Bellissima città. Ecco, no, volevo dire, legato alla gentilezza, perché ci può essere anche una gentilezza che comunque non porta in effetti un gesto gentile dietro, no? Cioè voglio dire, per favore vada a quel paese, non porta un gesto gentile, è un invito ad andare a quel paese, lo puoi dire col sorriso, ma... E qual è il paese? Ecco, allora qual è il paese? Questo ancora lo dobbiamo capire, ma deve essere un posto pieno di gente. Sarà quello di quella a cui chiedi sempre le informazioni, che ti dice sempre... tu lo conosci uno? Non so se... Ma siete uguali voi due adesso che tu scusa, mi ricordo che mi raccontasti qualcosa a proposito di informazioni che chiedevi a chi? Sì, ma quello è diventata anche un pezzo dello spettacolo, per quante volte è capitato, cioè andavamo a fare le serate e dovevi chiedere dove era il locale, adesso non capita più perché c'è il navigatore, chiedevi scusi per andare e
Noi trovavamo, andavi al nord come al sud, come al centro, trovavi lo stesso che diceva non sono del posto. A un certo momento uno veniva la curiosità, ma di che posto è questo? Anche a me è capitato di essere quella non del posto, insomma, Non mi del chiedessero magari, non so, a Ferrara, scusi ma guardi, mi dispiace, capita. Quindi è chi chiede l'informazione che non sa scegliere. Ma poi ci sono anche quelli che magari la sanno ma ti danno delle indicazioni che non capisci nulla. Sono le peggiori. Se il posto è però troppo sono talmente lontano, gentili che tu non riesci neanche a dire no guardi non ho capito, e promissi anche no perché dopo lì deve poi girare a destra, poi andare a sinistra, poi ormai ti sei già tu perso. lo ascolti e pensi mentalmente, beh adesso vado un po' avanti, chiedo a un altro. Esatto. Io invece ho avuto la fortuna che quando mi sono perso a Napoli, per esempio, ho trovato una persona che non solo mi ha accompagnato al posto, dopo mi ha anche invitato, se finito il mio lavoro, volevo anche andare a mangiare a casa 2 salsicce friarielli. È stato difficile dire di no, ma è stato molto carino ed è assolutamente invitato. Se dopo vuole venire, quando ha finito di lavorare, ecco questo a proposito di gentilezza. Se poi lo dici, evidentemente hai calcolato che puoi, perché se tu dici se posso, poi inizi. Ho sperato che nessuno mi dicesse di no, ma poi vabbè, però se qualcuno mi ferma, mi ritiro. Adesso io ti vorrei fermare, ma sembra uno che angherizza, per cui dai. No, tu fai il bullo però, Fai da hanger. Vabbè, allora vado. No, a proposito di informazioni e di gentilezze giapponesi, questo bizzarro atteggiamento anche dei giapponesi. Allora a Tokyo ho chiesto informazioni a un signore e questo non sapeva darmi l'informazione, si è bloccato, fermo immobile, è rimasto fermo parecchi secondi, non sapeva cosa fare, proprio era fermissimo. A un certo punto l'ho dovuto liberare io, ho detto guardi, lasci stare, no, poi me ne sono andato, comunque lui è rimasto fermo ancora per un po', perché mi giravo, vedevo che era sempre un po', probabilmente qualcuno l'ha mosso, se n'è andato, però... In Giappone qualche automa c'è in giro, che sembra... Ma a meno che non gli fosse sembrato particolarmente strano lui, cioè non è che ti studiava... Ma è che poi loro Hai visto si sentono anche in dovere di darti un'informazione e se non te la sanno dare si sentono in difetto. Per cui l'ho messo anche in crisi, poverino, mi è dispiaciuto, infatti dopo sono stato lì un quarto d'ora io a chiedergli scusa, no, guarda, lascia andare, però vabbè. È famosa in Giappone questa cosa che ci sono anche gli omini delle direzioni, no? Per qualsiasi cosa ci sia un cambio, che sia una strada, un problema, anche una galleria di pedonale, c'è l'omino che ti indica che devi passare, mettono un omino apposta per qualsiasi situazione per indicarti dove passare in caso non sia ben chiaro secondo loro. È meraviglioso. E poi all'uscita ma avete viaggiato tutti, mentre noi stiamo qua a discutere dove inizia l'Emilia, dove finisce la Romagna, voi andate in Giappone, Finlandia, Romania. No, in Finlandia no, io però ho un in Romania. abbonamento a Quark. Quindi con quello viaggio. E gli omini fuori dagli alberghi apposta lì per fare gli inchini ai clienti che entrano e escono. Poveretto, era un signore, avrà avuto 70-75 anni, cioè io cercavo di uscire quando ero distratto, perché sennò vedevo per salutare tutti. Appena ero distratto, magari parlavo con qualcun altro, io mi piazzavo là dietro le tende, c'era un tendone, appena si distraeva io entravo. Cioè, te sei proprio sensibile, te non vuoi arrecare disturbo, sei proprio d'un'umanità. Quindi vorresti dire che devo stare un po' zitto? No, chiedo. Scusa. No, sarà un caso. Sarà un caso. Secondo me poi è un po' che fa questa trasmissione, adesso è diventato ancora più gentile, ragazzi, perché veramente... abbiamo perso 12 spettatori con quella osservazione. A proposito di gentilezza... Ascolta, tra un po' giochiamo ai 4 cantoni, cioè siccome Meggi si deve esibire, fate il cambio? Anche di qua se è possibile. Non so. Lo fai da lì? Sì. Guarda che vediamo il trucco, allora Antonio è sveglio. Come volete, se no vado là, non c'è problema. Scusa, t'ho già interrotto, adesso ti lascio ripetere. Voglio dire, dalla gentilezza poi c'è un passaggio con un rimbalzo. Il passaggio è sulla cortesia.
Cioè la cortesia è un gesto di gentilezza, no? È una cosa più piccola nel grande contenitore della gentilezza. E nella cortesia c'è un'altra cosa, che è quella che si chiama bon ton, le buone maniere. Allora mi sono letto in questi giorni, no? alcune regole che francamente non conoscevo neppure io. Tipo da quali ti riferisci? Per esempio, se tu ti trovi invitato a una tavolata, a un certo punto ti accorgi che stai mangiando qualcosa di poco condito, di sciapo, insipido. Cosa fai tu a questo punto? Chiedi il sale. E non lo devi fare. Cioè chiedere il sale è una scortesia. Perché non lo devi chiedere, te la mangi sciapa. Ma io quello l'ho sempre fatto. Io mi ricordo, a me mia madre dava da mangiare da piccoli il fegato. A me il fegato di cosa di pecora non piaceva. Lo mangiavo velocissimo perché dico non mi piace così. E lei dice guarda come, e me ne portava dell'altro. Dopo anni ho avuto il coraggio di dirglielo, lei fa, ma non me lo potevi dire subito, effettivamente. Non avevi il fegato. Ecco, questa è una cosa. Oppure quando si fa un brindisi, ho letto una cosa stranissima, cioè il brindisi bisogna portare il bicchiere all'altezza dei propri occhi, stendere il braccio, ma non bisogna toccarsi con i bicchieri degli altri, bisogna solo fare questo cenno. A me viene male quando ci sono le tavolate che uno tocca il bicchiere dell'altro, dopo iniziano tutti che devi stare. Sì, basta che scappi a uno, dopo diventa un obbligo per tutti, sì. È vero? Sì. Bisogna girare il tavolo, cose scomodissime, alla zia non glielo fai il cincin, tocca la zia, tocca la nonna, ma questo è. E pare che magari anche questa non sia una cosa molto di bon ton, come dicono. E poi quando c'hai due che ti porgono il bicchiere, che di solito a chi lo porgi? A quello che, perché dai un'importanza o all'uno o all'altro in base a chi lo... No, ma se te lo tieni vicino a te, alla fine fai uno sguardo panoramico, che ne so. E quindi io spero che interessi a qualcuno che a casa queste cose che stiamo dicendo. No, però c'hanno comunque a che fare quasi tutti. Sono cose talmente piccole che sembra che non ci siano, ma ci sono. Delle volte ci sono delle vere guerriglie psicologiche su questi piccoli, dove uno fa vedere il suo, come posso dire, il suo essere infastidito o si sente vicino a te attraverso una piccola cosa. Certo, no, ma sono poi le piccole cose quotidiane quelle che... È chiaro che queste regole, secondo me... Te parla pure, io guardo, se vedo che si addormenta un tecnico te lo dico. Diciamo, un po' rigide, ecco. Poi non so, per esempio un'altra regola è quella del non dire buon appetito. Sì, che lì la regola del buon ton, il buon appetito non va detto. Sì, ma quello dipende dagli anni se bisestile o no, perché prima andava detto, poi non andava detto, poi va ridetto, poi... Cioè, allora mi sono chiesto il perché. Perché non va detto buon appetito? Allora, è una regola che discende dalle cene di affari, in cui le persone si trovavano a mangiare per discutere di affari, quindi il cibo diventava secondario, e siccome gli affari li discutevano i ricchi, questi ricchi non avevano fame, perché mangiavano, erano sempre sazi, non si sa perché. E quindi dire buon appetito significava annotare che costui ha fame. E quindi non è ricco. Annotare che uno ha fame è maleducato, almeno. Ascolti, intanto che arriviamo alla fine, eccetera. Mi dicono che abbiamo un'altra intervista, un altro piccolo frammento di uno spettacolo che invece questa volta abbiamo fatto alla Sala Meridiana, al teatro a Casalecchio con Veronica e Malandrini. No. Siamo alla Sala Meridiana, lo spettacolo di Veronica e Malandrino è iniziato da pochi minuti, tutto sold out. Le mie parole sullo spettacolo di Veronica e Malandrino che stanno eseguendo su valgono fino a un certo punto, vale di più il fatto che lo vediamo, l'effetto che fa lo spettacolo che abbiamo programmato sul pubblico. 30° piano, interno 30. Un uomo solo, disperato. Finito. Anche il gas è finito. E a nulla serve ormai pensare.
è deciso. Lì su quella cornicione del 30° piano, interno 30, ora esterno 30, un urlo di disperazione scuote la metropoli, cinica e fredda città, Luna Park d'asfalto. Ok, più bene suoi che viene fuori tu e lime. Ok, no, Ive, you sit right here. Ok, no, you stay here. Ok, no, you fucking up. Ok, thank you. Scario? Tutti questi film è un classico che arriva la mamma. Please lady, come on. Ci sta di grado, non just in son, scena come voglione, mamma mia. Ecco, qui si respirava un po' l'atmosfera dei cabaret milanesi dove io ho iniziato, il Cabianca. Sì, beh, quelli Gianni Magni. Sì. Quindi è sempre, cioè, ricordo sempre il lavoro che fa la bottega, che comunque promuove iniziative teatrali e fa conoscere tanti bravi artisti, no, in questo caso sono già più che conosciuti. E comunque cerchiamo anche di tirarne fuori dei nuovi. Cerchiamo soprattutto di tirarne fuori dei nuovi. Sì. Dire, e questo fatto, questa scuola di comicità che comunque portiamo avanti. Sì, noi ci prefiggiamo soprattutto. Sta creando, comunque, sta dando dei frutti. Ci sono dei ragazzi che stanno comunque venendo fuori. Sì, pian piano. Presto vi daremo le date di nuove iniziative, nuovi spettacoli. Certo. Alcuni secondo me verranno fuori piuttosto bene, altri già usano il teatro per stare bene, per incontrare gli altri, esatto. Per socialità. Ecco, volevo, scusa, ritorno un attimo al discorso, perché Maggi prima, sì. No, ma allunga che pure il adesso discorso. è diventato biondo, vedi, e non è più... mi ha fatto notare una cosa, ha detto l'Italia è più gentile. Ed è vero, ma non è l'Italia, diciamo che c'è una cultura generale che si sta muovendo verso la gentilezza. Fino a qualche anno fa era di moda il lupo di Wall Street e la donna in carriera, no? Voglio dire, l'esempio massimo dell'aggressività relazionale, ma anche queste adesso. donne con il muso incavolate nere, tailleur neri, i lupi di Wall Street, questi speculatori che sicuramente ci sono ancora. Adesso invece, per esempio, quando si va anche in un ufficio pubblico, mi sembra che ci sia una nota di gentilezza in più, che non è solamente il vada via, grazie, ma è un cercare, per esempio, di spiegare come funziona
un adempimento. Se non siete d'accordo potete dirlo. Qualcosa, no, cioè c'è più disponibilità. Perché vi faccio gestione, con lui siete sempre in generale d'accordo. c'è più disponibilità. Mi sembra Poi che c'è ci sia più sempre anche disponibilità. purtroppo il neo negativo. Quello purtroppo c'è sempre, però mi sembra che sia un po' meno... È migliorato un po', Cioè, è sì. migliorato Ma forse è rispetto merito a- dei corsi di formazione, Ecco, perché riparato. di Antonello in particolare. Dico che molte aziende che hanno questa esposizione al Sì, pubblico hanno sicuramente fatto dei corsi. non voglio rubare tempo, però sicuramente ci sono delle condizioni affinché la gentilezza ci sia e fondamentalmente sono 3. Riuscire a parlare chiaramente con le persone, senza offenderle né farsi offendere, quindi avere una comunicazione chiara, diretta, semplice. La seconda è saper dare e ricevere i grazie. Noi troppe volte non sappiamo dirlo bene, ma non sappiamo neanche ricevere il grazie. La terza cosa è trovare ogni giorno anche una piccola cosa per la quale essere contenti, felici, ed evitare quindi di essere troppo lamentosi. Per cosa sei stato contento oggi? Ma a me solitamente basta un cornetto al pistacchio e un cappuccino, dopo divento gentilissimo. Però ingrassi. Ma sì, d'altronde ogni bilancia ha i suoi 2 piatti, ogni medaglia ha le 2 facce, non è che possa avere tutto. Va bene. Ma io... Hai un buon rapporto con te stesso, ti accetti bene? Oh, penso di sì. E allora urlalo mo, sono una splendida creatura, urlalo mo, dai. Ma urlare sono una splendida creatura, non mi sembrerebbe gentile. Beh, cioè, dillo, No, è rapporto, vero. diciamo che- Abbraccia fa il bene- tuo vicino, abbraccialo, lo abbraccialo. posso abbracciare? Dai. Statemo lì un po', abbracciati. Fratelli di panza. Guarda, le inventiamo tutte pur di non far esibire Meggi. Non vi piace proprio il numero che sta per fare Meggi, non vi piace? Ma non lo so, voglio vederlo però prima. Lo vuoi vedere? Vabbè. Sì. Dunque, noi artisti dobbiamo essere gentili, perché quando improvvisamente, non so, a Davide che è bravissimo, dice una battuta per farci ridere, dice la battuta, arrivano a me, mi hanno detto fai un gioco e lo sto facendo, ma io non ho mai sentito che prendano un imbianchino, dice cosa fai l'imbianchino, perché non mi pitturo una parete che voglio vedere? Ecco la gentilezza che noi abbiamo noi artisti. E adesso io faccio il gioco, mi hanno detto fai un gioco e non sei sempre preparato perché non so, però io ho 3 corde, le vedete annodate. Il nodo una volta era per ricordarsi le cose, difatti il primo nodo che c'è al centro era che mi ricordo che dovevo venire a questa trasmissione che sono stato invitato. Il secondo nodo era preparati perché ti potrebbe capitare di fare un gioco e quindi io ho preso queste 3 corde, però ecco le vorrei così annodare lo stesso insieme per fare una corda un po' più lunga, ecco così, ecco anche da questa parte, le leghiamo così, ecco, e le leghiamo anche queste perché vogliamo fare una corda proprio lunga, così, ecco. Quando avete fatto una corda così, legata bene, voi dovete cominciare a raccoglierle nella mano, così, la mettete nella mano, piano piano, così, proprio tutta dentro la mano così. Ecco, ricordatevi che i maghi non possono viaggiare senza la polverina magica e buttando la polverina magica che cosa succede? Che spariscono i nodi, ma la corda è... Bravissimo. Bravo. Quindi questo insegni ai tuoi allievi? Sì. Anche questo, Anche ma questo. anche tante altre cose, perché noi abbiamo una scuola. Figurati, ma io dico una parola, voi partite come dei treni, tutti Ma sì, sono disperato io con voi, Hai siete ragione. diventati d'un furbo, cioè, Ti chiedo scusa di questo, però devo dire che abbiamo una scuola che funziona bene, ci sono dei ragazzini che sono venuti, stanno venendo fuori bene, quindi grazie di avermi dato e questo. presto li abbiamo già visti qui, li vedremo, li faremo esibire anche dal vivo, li aiuteremo a seguirti dal vivo. Grazie dell'opportunità. Grazie a me. No, siete una roba, mi portate sempre dove volete voi. Mi sembrava che mi portasse dove voleva Valentina, ma voi siete oltre Valentina. Io Infatti, io al massimo posso raccontarvi una canzone. Cioè. Va bene, noi ci vediamo qui fra 7 giorni, intanto continueremo a fare iniziative dal vivo,
a cantare, a fare teatro, a fare magia, a fare corsi di formazione, a fare regie. Certo, avremo il piacere di trovarci. Ciao amici! Ciao a tutti! Ciao! Grazie! Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen.